Bentrovati con Esploriamo Bitcoin, terza puntata del nuovo format, del primo format in Italia che tratta Bitcoin in 6 puntate con i massimi esperti del settore. Riprendiamo da un tema che è stato affrontato anche nella puntata precedente, che è quello del mining. E se nella puntata precedente abbiamo parlato di come funziona il mining, di quali sono le caratteristiche tecniche del suo funzionamento, oggi parliamo di quali sono invece le sue implicazioni. Il consumo energetico del mining, molto dibattuto anche sulla stampa tradizionale, può avere conseguenze che possono essere positive o negative. Oggi cercheremo di capirlo. Sono queste conseguenze positive o sono negative? Dove sta il compromesso? Lo facciamo come sempre con esperti del settore, in particolare lo facciamo con Francesco Buffa, CEO e cofondatore di Alps Blockchain. Grazie Francesco di aver accettato l'invito. Grazie a te e buonasera a tutti. E lo facciamo anche con Giorgio Rasetto, Bitcoin Mining Analyst. Grazie Giorgio. Grazie Fede, buonasera. Prima di parlare nel dettaglio del tema, di entrare nello specifico, naturalmente il servizio di Marco Costanza per presentare l'argomento. È pratica comune associare il consumo di energia all'inquinamento. Tuttavia la relazione non è sempre così diretta e con l'avvento della produzione di energia da fonti rinnovabili come il sole, il vento e l'acqua è possibile produrre energia in modo più pulito e sostenibile rispetto ai combustibili fossili. Tuttavia ci sono limiti significativi. L'energia rinnovabile deve essere consumata immediatamente e non può essere trasportata efficacemente a grandi distanze. Qui entra in gioco il mining di Bitcoin. Spesso criticato per il consumo energetico, il mining ha in realtà delle caratteristiche uniche che lo rendono una risorsa strategica per l'energia rinnovabile. Sono principalmente due i vantaggi portati dal mining. Innanzitutto può essere svolto in luoghi remoti, dove c'è abbondanza di energia rinnovabile ma poca possibilità di utilizzo locale. Le mining farm, composte spesso da container mobili, possono essere facilmente posizionate dove serve. In secondo luogo, il mining è altamente flessibile. I miner possono accendere e spegnere le loro macchine in pochi minuti, adattandosi perfettamente all'offerta e alla domanda di energia in quel momento. Questo permette di potenziare le centrali rinnovabili che in passato dovevano essere sottodimensionate rispetto ai picchi di domanda. Molto banalmente, basti pensare che durante la notte, nonostante le nostre centrali idroelettriche ed eoliche potrebbero continuare a produrre, siamo economicamente portati a tenerle quasi totalmente ferme per l'assenza di richiesta. Bitcoin risolve questi problemi. Ma facciamo qualche esempio concreto. In Texas, ERCOT, ovvero il più grande organo di gestione della rete elettrica del paese, ha rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche a favore del mining di Bitcoin e di come questo abbia evitato diversi blackout. In Kenya, un progetto chiamato Gridless ha riportato in vita diverse centrali idroelettriche che, per motivi economici, erano state dismesse. Ora, grazie al mining, le centrali funzionano a pieno regime e le comunità locali stanno di nuovo ricevendo corrente elettrica, garantendo così lo sviluppo delle aree limitrofe. In Canada poi parliamo del venting e del flaring. Durante l'estrazione del petrolio, infatti, si ha una fuoriuscita di gas che, sempre per motivi economici, non conviene immagazzinare. Questo gas ha un effetto serra 25 volte maggiore della CO2 e così, dove possibile, viene semplicemente bruciato. La società Upstream Data efficienta questo processo facendo mining ed evitando così che questo gas sia liberamente rilasciato nell'atmosfera o bruciato a vuoto. Tutti questi esempi reali e concreti dimostrano come il mining di Bitcoin non sia soltanto compatibile con l'uso delle energie rinnovabili, ma anche un catalizzatore per lo sviluppo di queste tecnologie. È importante sottolineare che si tratta di un'industria che può crescere e prosperare, con processi altamente scalabili perché economicamente profittevoli. Ciò che fa bene alle tasche degli imprenditori, in questo caso, fa anche bene all'ambiente. E dunque tanti casi d'uso, tanti casi di applicazione che potrebbero sicuramente sorprendere le persone che non fanno parte di questo settore, perché non si tratta di temi largamente coperti dall'informazione. Marco Costanza ci ha parlato
di tante cose, di tante applicazioni, ma ha detto una frase chiave in particolare. Ha detto il mining è altamente flessibile, quindi vorrei iniziare con Giorgio Rasetto. Che cosa si intende per flessibile quando si parla di miner? Beh, sicuramente ci sono due temi da considerare quando si parla di flessibilità. Il primo è un termine di volume. Cioè il miner, l'unità alimentare di mining, è una scatoletta grossa poco più di un computer che consuma da 2 a 6 kW e queste scatolette possono essere messe in serie e arrivare fino a riempire container di 10-11 metri che consumano addirittura megawatt. E questi container possono essere messi in serie per consumare decine di megawatt, eccetera. Quindi si può fare mining con piccole unità che consumano anche 2-3 kW fino a grandi impianti industriali. Esatto, questo è molto interessante perché là dove si hanno delle perdite di energia, cioè dei posti dove ci sarebbe energia da consumare ma nessuno può consumarla, tu puoi andare a consumarla sia in piccolo che in grande. Quindi questo fattore è molto importante perché ha una flessibilità di volume. E poi c'è anche una flessibilità in termini di spazio. I classici data center, che fino ad ora sono considerati gli ultimi consumatori di stanza di grandi quantità di energia, hanno bisogno, per fare un esempio, un data center è quello che contiene le informazioni che noi tutti i giorni, contiene le foto che tutti i giorni mettiamo su Instagram. Queste foto devono stare da qualche parte. Comunque no? le grandi corporation hanno enormi data center sparsi in tutto il mondo, certo. Però comunque sempre messi geolocalizzati, esatto, scusami, vicino a dove la gente poi utilizzerà il servizio, perché c'è un discorso di latenza, quindi c'è comunque ci va un tempo, no, per comunicare dal data center al telefonino dell'utente finale. Perché l'informazione, perché la corrente passi da un punto all'altro. Esatto, e quindi questo data center deve essere comunque messo vicino agli spazi dove le persone vivono. E quindi risorse come possono essere per esempio oil and gas, quindi pozzi di petrolio che sono in mezzo al deserto, è molto difficile utilizzare quell'energia lì che andrebbe sprecata. Invece col mining non c'è un problema di latenza, la connessione richiesta è molto lenta, quindi queste macchinette da una singola a 5.000 in serie possono andare posizionate ovunque nel mondo senza bisogno di caratteristiche particolari, se non una semplice connessione che ormai grazie a servizi come quello che ci ha dato Elon Musk, Starlink, eccetera, sono praticamente su qualsiasi punto della Terra. Quindi basta spostare dei container fondamentalmente dove c'è una fonte energetica? Esatto, tu dove hai ne ha citate diverse Marco, e dove sostanzialmente hai dell'energia che altrimenti andrebbe dispersa, come per esempio quella del gas che andrebbe altrimenti bruciato in discariche, in pozzi petroliferi, oppure dove hai grosse risorse energetiche, per esempio geotermiche, in vulcani, parleremo magari anche dopo del caso El Salvador. Ci sono tante risorse energetiche che altrimenti non possono essere utilizzate. Col mining si può andare lì e consumare questa energia, certo, con diverse implicazioni che magari poi possiamo discutere. Assolutamente. E uno dei punti chiave per capire se effettivamente il consumo energetico di Bitcoin può essere un danno, può essere invece un beneficio per l'ambiente, è andare a capire quali sono le fonti energetiche che alimentano la produzione di energia elettrica che poi viene veicolata all'interno del mining di Bitcoin. I dati ci dicono che oggi la fonte predominante nel paniere energetico del mining è l'idroelettrico, si parla all'incirca credo del 24%, magari Francesco Buffa di Alps Blockchain, che si occupa di fatto di mining in particolare tramite fonti idroelettriche, ce lo spiegherà. Come mai c'è questo incentivo all'utilizzo di fonti idroelettriche? L'incentivo dato dalle fonti idroelettriche è dato dalla continuità di produzione delle centrali idroelettriche. Se pensiamo a un impianto fotovoltaico, questo funziona circa 2000 ore l'anno, perciò se io ho un mio miner, un mio computer che deve essere alimentato 8700 ore l'anno, avrò energia disponibile solamente per 2000 ore l'anno con il fotovoltaico. Con l'eolico siamo circa intorno alle 4000 ore l'anno di media, mentre con l'idroelettrico alimentato da fiume costante tutto l'anno raggiungiamo picchi di 8700 ore, e perciò l'idroelettrico ci fornisce una costanza che altre fonti di energia rinnovabile non ci forniscono. Quindi c'è un lato appunto di costanza della domanda, perché il sole non splende sempre, il vento non tira sempre, mentre invece i fiumi non è che possono essere fermati in un modo o nell'altro. Ma l'idroelettrico ha anche dei vantaggi a questo punto, considerando il fatto che per l'appunto la fonte predominante nel paniere energetico sul carbone, per esempio, o sul gas, ci sono dei vantaggi?
In termini di produzione non ci sono dei vantaggi, però siamo nel 2024 e non possiamo negare che il vantaggio in termini di sostenibilità non è da considerarsi da poco, e soprattutto poi un tema logistico, chiamiamola così, riprendendomi con quello che diceva Giorgio, portando dei casi di uso reale della nostra società. Noi oggi stiamo aiutando una centrale idroelettrica in mezzo alla foresta amazzonica e diamo internet a questa centrale idroelettrica ai nostri computer proprio con Starlink. Immaginatevi perciò questo fiume che passa in mezzo alla foresta amazzonica. C'è stata costruita una centrale idroelettrica che doveva essere costruita proprio in quel punto per un termine ingegneristico e di produzione, mentre invece una centrale a carbone può essere costruita fondamentalmente dovunque. E perciò l'unica soluzione per trasportare questa rete era creare una strada, una rete di 173 km che impiegava circa 4 anni a essere costruita totalmente. E nel frattempo l'energia di questa centrale idroelettrica viene utilizzata per alimentare il mining di Bitcoin. Immaginate cosa vuol dire in termini economici riuscire ad accelerare il processo di costruzione di questa centrale di 4 anni. Ovviamente questa non è solamente una ricaduta economica, ma anche una ricaduta sociale sull'intera comunità, alla quale abbiamo portato internet, abbiamo portato la centrale idroelettrica e con questa centrale idroelettrica riusciamo a dare energia. Approfondiamo questo tema perché è estremamente importante, anche le implicazioni sociali di questo aspetto. Lo approfondiamo in modo dettagliato subito dopo la pubblicità. Dunque ci siamo salutati parlando di mining tramite elettricità che viene ottenuta da fonte idroelettrica, e continuiamo a parlare di mining fatto in questa modalità sempre con Francesco Buffa di Alps Blockchain, azienda che ha creato un intero modello di business soprattutto affidandosi all'idroelettrico. Vorrei chiederti, Francesco, appunto di approfondire quali sono le operatività di Alps, come opera, dove opera, in quali località con l'idroelettrico. Siamo partiti nel 2018, l'abbiamo fatto in Italia, in una centrale idroelettrica sperduta sul Monte Bianco, proprio perché c'era un problema di trasmissione di energia, e perciò c'era questa centrale idroelettrica nel Monte Bianco che non riusciva a vendere tutta l'energia sul mercato, e perciò ecco che di fronte a un problema siamo arrivati noi con Alps e con questa soluzione di andare a installare le mining farm all'interno delle centrali idroelettriche. Questo permetteva di ottenere dei buoni vantaggi. Uno era la dispersione di rete data dalla trasmissione dell'energia, perciò andavamo direttamente dentro la fonte di produzione, e questo era un grande vantaggio in termini di perdita di rete. E dal secondo punto permetteva alla centrale idroelettrica di essere economicamente sostenibile. Perché di fatto voi andavate a comprare energia che altrimenti non sarebbe stata utilizzata, sì, corretto? Il nostro modello di business era cercare di spiegare i benefici del mining ai proprietari delle centrali idroelettriche e far diventare loro gli attori in questo settore, perciò dare loro una possibilità che fosse scegliere se vendere energia sul mercato o andare a produrre potenza di calcolo per il mining, e perciò loro potevano scegliere in autonomia la cosa che fosse più profittevole, che gli permettesse di ottenere comunque una sostenibilità del proprio impianto. In Italia c'erano veramente grandissimi problemi nel settore dell'idroelettrico, era un settore fermo dove non venivano costruiti nuovi impianti, dove c'erano centrali idroelettriche ferme perché antieconomiche. Una volta, purtroppo, è stato un mercato drogato dagli incentivi statali, e una volta terminati questi incentivi statali, Cioè, cosa significa questo? Sono nate troppe centrali in virtù grazie agli incentivi statali, sì, e poi non si sono sostenute? Sì, ci sono stati tantissimi impianti che sono stati costruiti con un business plan a 20 anni finanziato dalla banca, semplicemente perché lo Stato garantiva una tariffa fissa per 20 anni. Una volta terminati i 20 anni di incentivi, la centrale idroelettrica praticamente aveva un quarto del fatturato rispetto a prima, e dato che era semplicemente costruito su un modello di business privo di qualsiasi fondamento imprenditoriale, ma semplicemente drogato da questo sistema di incentivi statali, non aveva senso di continuare. Ed è lì che siamo arrivati noi con il mining, perché proprio per le cose che diceva prima Giorgio noi abbiamo potuto
entrare dentro la centrale idroelettrica, andare sul Monte Bianco, installare i nostri macchinari e con una SIM del cellulare riuscire a far funzionare tutto il nostro impianto e permettere a questa centrale idroelettrica di continuare la sua produzione. Siamo partiti da lì, siamo arrivati nel corso degli anni in 32 centrali idroelettriche in tutto il nord Italia, ne abbiamo riattivate 7, abbiamo partecipato alla costruzione di 3, abbiamo fatto questo in Italia e poi abbiamo detto ma se funziona in Italia perché non può funzionare all'estero, ed è così che siamo finiti in Paraguay dove c'è il 100% della produzione idroelettrica, dove c'era un sistema che aveva bisogno di qualcuno che consumasse l'energia vicino alle sottostazioni locali. Il caso che menzionavi prima del blocco pubblicitario, il caso della centrale idroelettrica che ha portato anche elettricità nei luoghi limitrofi? Lì stiamo andando in Ecuador. In mezzo alla foresta amazzonica, dove grazie alla costruzione di questa centrale idroelettrica, che ovviamente porta dei profitti ai proprietari della centrale idroelettrica, ma ricadute sull'intera comunità, sia per questo motivo, sia perché comunque con la costruzione della centrale idroelettrica è stato finanziato la costruzione di un acquedotto per dare l'acqua anche alla città e ha coinvolto tantissimi lavoratori elettrici nella costruzione della centrale idroelettrica, ma senza andare in Ecuador questo è avvenuto anche in Italia. In Italia, grazie a questo nuovo modello di business, sono state riattivate delle centrali, abbiamo fatto lavorare progettisti, ingegneri, turbinisti, perciò ecco, non è solamente elettricità, ma abbiamo una ricaduta sociale, economica su quello che è il popolo e questo purtroppo non si vede e a me fa veramente piacere essere qua stasera a cercare di spiegare un po' alle persone cosa c'è dietro a quello che poi è una semplice magari transazione in Bitcoin. Certo. Adesso continuiamo a spingere in realtà su questo pedale perché tu hai fatto l'esempio dell'Ecuador, hai parlato dell'Italia, ma introdurrei il nostro nuovo ospite Riccardo Giorgio Frega, co-conduttore del Bitcoin Italia podcast e Bitcoin Explorer, ed è in questa seconda attività in particolare che ha portato una testimonianza particolarmente preziosa proprio legata al caso d'uso dell'idroelettrico. Riccardo è stato in Kenya a visitare gli impianti di un'impresa che si occupa proprio di mining legato a fonti idroelettriche, però lascerei a te descrivere questo caso d'uso perché in realtà ha dei punti in comune con quello che descriveva prima Francesco e sarei interessato in particolare alle implicazioni sociali di questo caso d'uso che probabilmente trovano anche poco spazio all'interno dell'informazione nel mondo di Bitcoin. Che cosa hai visto in Kenya? Ho visto delle cose che da occidentale non ci si aspetterebbe, no? Diamo 2 dati per chi ci sta seguendo da casa. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che è il massimo organismo mondiale, il 49% della popolazione africana non ha accesso alla corrente elettrica. Vivono in dei villaggi dove non c'è elettricità, scaldano col fuoco e si illuminano con le lampade ad olio. Il 49%. L'Africa è anche detta il continente buio. E questo perché avviene fondamentalmente? Perché manca l'industria. Dicevi benissimo tu prima, Francesco, noi non ci rendiamo conto di come il principale acquirente di corrente elettrica è l'industria che mantiene la generazione di corrente e la distribuzione di corrente. Le nostre bollette, le bollette che noi privati cittadini pensiamo di pagare care e salate, perché così è, in realtà noi acquistiamo corrente elettrica a prezzi agevolati, non è con le nostre bollette che si mantiene un impianto, è la grande industria che paga enormi forniture elettriche, care e salate, 24 ore su 24, 7 giorni la settimana. Quindi viene da sé, è un po' il gatto che si morde la coda. In zone sottosviluppate, come per esempio la gran parte dell'Africa, dove non c'è un comparto industriale sufficientemente ricco per potersi approvvigionare di una grande quantità di corrente elettrica, non c'era incentivo a costruire grandi o piccole centrali di produzione. Quindi non c'è offerta di energia elettrica. Però ho detto non c'era. Perché ho detto non c'era? Perché oggi c'è. E questa rivoluzione si chiama Bitcoin. Perché Bitcoin
trasforma la corrente elettrica in un bene digitale che ha un valore e che istantaneamente può venire venduto con una banalissima connessione internet ovunque nel mondo. Quindi consente di monetizzare corrente elettrica ovunque, anche dove prima c'era poca richiesta. E mi ha fatto molto sorridere il tuo commento, Francesco: le centrali elettriche italiane sono state drogate dagli incentivi statali, perché io in Kenya, ma nei miei viaggi ovunque lo vedi, soprattutto in Africa centrale, ho visto la stessa cosa: piccole centrali idroelettriche soprattutto drogate da che cosa? Dai soldi della cooperazione. Cooperazione internazionale, Cooperazione che internazionale. dava fondi per gli aiuti, però poi quando questi fondi finiscono... Se il business non è produttivo, dopo che sono finiti i soldi della cooperazione internazionale, è questione di tempo. La centrale è destinata a chiudere, era destinata a chiudere, perché oggi in Kenya, e l'ho visto, l'ho documentato nel mio lavoro, ci sono aziende come Gridless che fanno questo di mestiere, portano in prossimità delle piccole centrali idroelettriche che prima erano improduttive queste data farm, che sono dei container, come ci ha appena spiegato Giorgio, si collegano a internet e usano tutta la corrente elettrica in esubero. Ricordiamoci, uno dei problemi dell'idroelettrico è che non puoi spegnere il fiume la notte quando non c'è domanda di corrente elettrica, perché banalmente la gente sta dormendo e le industrie non stiamo lavorando. Quindi quell'energia in esubero... E la corrente elettrica comunque la rete elettrica deve avere una certa stabilità. Questo in realtà è un tema che tratteremo tra pochissimo, quindi è molto importante. È molto importante perché Bitcoin e i miner sono il cliente di ultima istanza, comprano tutta la corrente elettrica che la rete non consuma e che l'impianto comunque genera lo stesso. E questo significa che in Kenya, per esempio, non solo le piccole centrali idroelettriche che abbiamo visitato adesso sono produttive, si stanno espandendo, e a valle e a monte del fiume ne stiamo costruendo di nuove. Quindi Bitcoin sta già elettrificando l'Africa e consentirà all'Africa di emanciparsi, perché questa non è beneficenza, non è cooperazione sociale. Il business di Alps è un business legittimo. Alps fa soldi e non c'è niente di male ed è produttivo, e nel fare soldi dà corrente elettrica ovunque nelle aree circostanti a dove opera, e con questa corrente elettrica gli africani, i centroamericani, i sudamericani potranno fare impresa, potranno aprire nuovi negozi. Basti pensare come è cambiato il mondo da quando si è passati dall'illuminazione a gas all'illuminazione, e non solo illuminazione, all'utilizzo della corrente elettrica. Insomma, gli sviluppi Bravissimo. sono difficilmente pronosticabili. E quella rivoluzione lì che tu dici che noi oggi la diamo per scontata, in enormi aree del mondo è ancora un'illusione, è ancora una chimera, perché mancava un tassello fondamentale per consentire questa rivoluzione anche in quelle zone del mondo. Questo tassello, signore e signori, si chiama Bitcoin. E il tassello Bitcoin aiuta apparentemente a risolvere anche un altro problema, che è quello per l'appunto della stabilità delle reti elettriche, soprattutto quando si parla di fonti rinnovabili che non riescono a garantire, come anticipava Francesco in apertura di puntata, una costante fornitura di energia elettrica come l'eolico o come il solare. Ne parliamo tra pochissimo. Ben ritrovati, esploriamo Bitcoin, puntata numero 3, rientriamo parlando del tema della stabilità delle reti elettriche, perché si è parlato anche delle implicazioni positive a livello sociale che può avere il consumo energetico, per quanto controintuitivo questo possa sembrare, ma in realtà il consumo energetico può anche aiutare a stabilizzare
un problema o a risolvere un problema di fatto intrinseco delle fonti rinnovabili. Lo facciamo con Giorgio Rasetto, che si riunisce a noi in questa parte di puntata. Ben trovato Giorgio. Perché il mining può essere una possibile soluzione? Meglio, partiamo ancora da prima. Perché è necessario che all'interno di una rete elettrica ci sia di fatto un equilibrio tra domanda di energia elettrica e offerta, quindi produzione di energia elettrica? Beh, questo è un tema molto importante che nella maggior parte dei casi su cui nessuno si interroga, perché uno accende la luce e funziona, e quindi non si pone il problema. Però in realtà le reti elettriche funzionano in una maniera molto semplice. Da una parte ci sono i consumatori e dall'altra parte ci sono i produttori, e la luce viaggia alla velocità della luce, ovviamente, e non è possibile, o perlomeno molto oneroso, molto costoso, storarla, cioè metterla, accumularla, conservarla, accumularla in qualche posto. Esistono le batterie, ovviamente, si fa tanta innovazione sulle batterie, però sono ancora molto inefficienti e non funzionano molto bene come accumulatori, e costose. Per cui quello che si tenta di fare è di raggiungere un costante pareggio tra produzione e consumo. Quindi, però, il consumo è difficile da prevedere, perché ovviamente uno fa delle stime, però se quel giorno lì fa più brutto, allora ci sarà più consumo e quindi bisognerà produrre di più, eccetera, eccetera. Ovvio che se uno avesse un metodo di produzione che può accendere o spegnere a richiamo, sarebbe molto facile. Per esempio con i combustibili fossili è molto semplice: brucio più carbone, brucio meno carbone, è molto semplice, si riesce a regolare un po' la produzione, no? Il discorso cambia invece quando si parla di fonti rinnovabili. Certo, se noi comunque si parla quasi quotidianamente di transizione energetica, no? Quindi transizione verso l'utilizzo di fonti rinnovabili, ma hanno caratteristiche diverse rispetto alla comodità, bisogna dirlo, dei combustibili fossili. Assolutamente sì, il sole non possiamo spegnerlo, l'acqua sì, possiamo fermarla, ma dopo un po' bisogna farla andare. Per cui c'è una problematica di intermittenza. Cosa vuol dire? Che se io ho un impianto fotovoltaico ho una curva di produzione che è indipendente da me, è semplicemente dipendente dal sole. Per cui io a questa curva di produzione devo fare combaciare una curva di domanda. E questo non sempre è così facile. Infatti succede certe volte che impianti, soprattutto solari, vendano l'energia a prezzi negativi. Cioè, se io produco tanta energia in un momento in cui quell'energia lì alla rete non serve, quell'energia lì deve essere consumata, non può essere dispersa nell'aria, non funziona così. Quindi anzi, a costo mio ci perdo questa energia. E devo consumare quell'energia lì, perché non per esempio per l'idroelettrico posso dire vabbè, stoppo un attimo una turbina, accumulo l'acqua e va bene, o ne stacco una. Però per il solare non puoi mettere la coperta sopra il pannello, cioè è un po' complicata la cosa, no? Quindi quello che fai è: l'energia non posso smettere di metterla in rete, la vendo a prezzi negativi, cioè cosa vuol dire? Pago per fare in modo che qualcuno la consumi. Questa cosa ovviamente non ha senso, ma il problema, cioè non ha senso, funziona così, ma il problema vero non ha senso dal punto di vista economico, nel senso che è una perdita netta per chi produce energia. Cioè. Esattamente, e quindi cosa porta questo fattore? Porta chi si approccia a creare impianti rinnovabili, come può essere eolico, solare, a sottodimensionare gli impianti. Perché tu dici: io non mi prendo il rischio di fare un impianto tanto grande che tanto so che quando ho la produzione massima poi l'energia tanto non la vendo, perché anzi la vendo, devo pagare per farmela consumare. Questo è un problema di bilanciamento, si dice, della grid, load balancing, bilanciamento dei carichi della rete elettrica. Bitcoin in questo meccanismo qua si inserisce perfettamente. Quindi tu mi stai dicendo, se ci fosse qualcosa in grado di consumare energia alla bisogna, diciamo così, questo problema potrebbe essere risolto. Sarebbe ottimo per le grid, assolutamente. Sarebbe una figata, perché a quel punto lì io posso dire vabbè, io di energia ne produco, tanto so che in ogni caso c'è qualcuno che me la consuma e la posso monetizzare. Dopodiché ovviamente se ho qualcuno che me la consuma me la pagherà il prezzo che dice il mercato. Per me non lo pago io. Però almeno non lo pago io. Soldi. E se tanto mi dà tanto, se qualcuno mi offre di più la vendo a qualcun altro, no? Però perlomeno sono sicuro di avere un consumatore di ultima istanza che paga l'energia che produco. Quindi questo cosa implica? Implica che se io devo fare un impianto fotovoltaico, se prima l'avevo dimensionato da 50 mega, dico ma aspetta un po', io lo faccio da 100 e ci applico vicino un modulo che mi consuma 30 megawatt sempre, un miner di Bitcoin. Quindi quei 30 mega io sono sicuro che ce li ho sempre e che li consumo. Faccio in modo da bilanciare che non debba mai vendere a prezzi negativi e io vendo tutta l'energia che posso alla rete, perché di sicuro mi paga di più di quanto mi paga il miner, e se no l'energia che produco in più ce l'ho dal miner. E nel momento in cui ovviamente siamo
umani e per civilizzarci, nel processo di civilizzazione consumiamo e consumeremo sempre di più energia, sperabilmente. Chiaro. Nessuno crede più, spero, nella decrescita felice, è un mito. Quindi dobbiamo consumare sempre più energia, e se dobbiamo consumare più energia vuol dire che ci deve essere la produzione di energia. Per cui il fatto di avere la possibilità di dimensionare in maniera più grande l'impianto ti dà la possibilità di essere pronto nel momento in cui poi quell'energia li serve. Perché se io adesso parto e faccio l'impianto a 60 megawatt e 30 li metto faccio mining, ma nel momento in cui poi la rete abbia bisogno di 60 megawatt, io quel miner lì, il container lo prendo, lo carico su un camion e lo porto da un'altra parte dove c'è bisogno. Certo. E funziona appunto come un attivatore economico, cioè mi serve per l'inizio, per darmi una mano ad avviare l'attività. E poi Ritorna a quella flessibilità di cui si parlava a inizio puntata. Cioè, esattamente. posso anche magari modulare la potenza di quel miner a seconda della domanda che ho in quel momento nella rete. Questo è molto interessante. Riccardo, Giorgio Frega, si parla di polvere di stelle, si parla di teoria, o ci sono anche dei casi pratici che già stanno, come dire, provando queste teorie? No, ci sono già dei casi pratici ben documentati, ovviamente negli Stati Uniti d'America, per esempio, che sono sempre un pochino più avanti di noi in tanti aspetti, no? Uno dei casi emblematici più famosi è quello di Texas ERCOT. ERCOT è una grande azienda che gestisce una delle enormi reti elettriche. Gli Stati Uniti d'America ovviamente sono un paese immenso, e quindi la loro rete elettrica funziona in maniera diversa dalla nostra, non è centralizzata, ma ci sono tanti grandi gestori che gestiscono delle zone. In particolar modo in Texas c'è questo player molto importante che si chiama ERCOT e che si è espresso a favore di Bitcoin in più e più sedi. La loro dirigenza si è espressa a favore del mining di Bitcoin, addirittura invitando i miner di Bitcoin ad andare in Texas con le loro, in questo caso, grandissime mining farm, perché ricordatevi, il miner è modulare, può essere sì un container, ma dove c'è bisogno può anche essere un enorme capannone, un enorme data center pieno zeppo di questi piccoli computer, di questi miner. E lì che funzione svolge? Sono pazzi questi della Texas ERCOT che addirittura invitano i miner a consumare tantissima corrente elettrica da loro? No, anzi, hanno capito che il mining di Bitcoin è lo stabilizzatore perfetto. Tradizionalmente la rete texana è sempre stata prona ad enormi difficoltà di gestione di quel bilanciamento di cui ci parlava prima Giorgio. Blackout sono molto frequenti. Blackout frequenti, tipicamente in un posto americano dove fa molto caldo d'estate, con tutti i condizionatori attaccati, ci sono dei picchi di corrente incredibili. È una zona che è molto prona, lo abbiamo visto anche abbastanza di recente, a fenomeni climatici importanti, tifoni, uragani che spesso vanno a complicare il lavoro del gestore elettrico. E quindi c'era bisogno e c'è bisogno lì di qualcuno che sia una specie di frizione che possa essere modulabile. Perché? Perché questa caratteristica del mining di Bitcoin non è da tutti. Ci sono dei settori industriali che hanno bisogno di corrente elettrica sempre, non possono permettersi di rimanere senza corrente elettrica. Pensate al ciclo del freddo, a tutti i grandi congelatori industriali che conservano i nostri surgelati, la nostra distribuzione alimentare, pensate alle farmaceutiche, pensate agli ospedali. Queste realtà industriali pagano caro e salato il gestore, in Texas appunto questo ERCOT, per avere la garanzia di avere sempre la fornitura, pagano un premium, pagano corrente elettrica di più. Ovviamente questo significa che però ERCOT deve garantire a quella realtà la fornitura, perché se non ci riesce paga delle penali enormi. Ecco che ERCOT, per risolvere questo problema di stabilità, che cosa fa? Incentiva il mining di Bitcoin, perché queste aziende si installano nella sua rete elettrica, nei punti nevralgici della sua rete elettrica, e loro non hanno bisogno di avere la fornitura
sempre e costantemente. Quindi di fatto ERCOT aumenta la produzione di energia elettrica, investe in nuovi impianti, per esempio fotovoltaici, per esempio eolici, più di quello di cui avrebbe bisogno normalmente per garantire sempre la fornitura a questi impianti nevralgici che tu hai citato, e quando questi non ne hanno bisogno l'energia viene veicolata verso i miner di Bitcoin. Bravissimo, ma soprattutto quando c'è un problema sulla rete elettrica, ERCOT può dire ai miner: ragazzi, ho bisogno di più corrente elettrica sulla linea, sganciate, e il miner può modulare il suo consumo di energia in maniera veramente duttile. Quindi alla rete serve il 30%, il miner spegne il 30% del suo consumo, il 50%, il 60%, quindi diventa veramente un ammortizzatore che consente di stabilizzare le reti elettriche ovunque nel mondo, perché funzionano tutte nella stessa maniera. In cambio di questo, il miner compra corrente elettrica a basso costo e addirittura a volte viene ricompensato per questo servizio che fa, e quindi viene pagato da ERCOT, stiamo facendo un caso specifico, per sganciare, e questo è totalmente è un beneficio per la rete, e questo è uno dei tanti casi, perché questa stessa cosa sta succedendo e succederà inevitabilmente, perché non c'è nessuna altra industria duttile nel suo consumo come il mining di Bitcoin. Prima lo paragonavamo ai grossi data center di internet. È vero, sulla carta fanno la stessa cosa, ma per esempio il data center dell'intelligenza artificiale, un altro data center altrettanto energivoro, non può sganciare alla bisogna. Non si può spegnere. Non si può spegnere alla bisogna, come invece può fare un miner di Bitcoin. Bitcoin stabilizza il modo in cui noi produciamo e distribuiamo corrente elettrica ovunque sul nostro pianeta. Chiaro. Ci vediamo tra pochissimo, dopo la pubblicità parliamo addirittura di come il consumo energetico potrebbe persino, pensate un po', ridurre la CO2. E quindi consumo energetico che potrebbe persino ridurre le emissioni. Non svenite, può essere effettivamente una realtà, per quanto pazza possa sembrare. Marco Costanza, nel servizio introduttivo di questa puntata, ci anticipava un caso, parlava del caso di Upstream Data, una società che lavora in particolare in Canada, ma non è l'unica affatto ad essere inserita in questo business. Ci sono grandi aziende che stanno crescendo, Crusoe Energy, Giga Energy, altre aziende che si stanno inserendo in questo settore, ed è il settore banalmente che vede un caso d'uso molto 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 specifico, quello di andare a mettere dei miner di Bitcoin laddove c'è di fatto una produzione di fonti fossili, di combustibili fossili, e produzione di combustibili fossili che a sua volta naturalmente è responsabile di emissioni. Si parla e ci sono termini come gas flaring, gas venting. Che cosa vuol dire? Come veramente il consumo energetico del mining di Bitcoin può essere un beneficio per ridurre le emissioni di CO2. Partiamo con Giorgio Rasetto. Marco Costanza nel servizio ha fatto l'esempio, per esempio, del gas flaring, ma io vorrei partire con te dal gas venting. Cioè, che cosa significa se un miner di Bitcoin va, come dire, a disincentivare il venting? Proviamo a spiegarlo in modo molto papabile. Non è una parolaccia, promesso. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Allora, ci sono due principali attori all'interno del mercato che fanno quello che si dice gas venting. L'uno sono i produttori di petrolio. Il fenomeno più semplice è quello per cui quando io trivello il terreno per estrarre petrolio, volendo o dolendo esce del gas, anche se non lo voglio. Cioè, nelle sacche di petrolio che stanno sotto il terreno c'è del gas. Perché sottoterra c'è del gas. Perché sottoterra c'è del gas naturale, esatto, metano e altro. E io nella maggior parte dei casi di questo gas non me ne faccio niente, perché il gas ha un problema
e gas, quindi si va nell'aria. Se voglio trasportarlo devo costruire o delle pipeline, dei condotti che me lo Gasdotti. portino, dei gasdotti, Sì. esatto, che me lo portino da qualche parte, oppure posso liquefarlo, posso metterlo dentro delle bombole, portarlo da una parte all'altra. Capite però che se sono in mezzo al deserto, se sono in un posto molto remoto, non ci sono proprio le infrastrutture per fare queste cose qua. Quindi nella maggior parte dei casi faccio due cose: o gas venting o gas flaring. Gas venting vuol dire che lo guardo andare nell'atmosfera e dico va bene, è andata così, scusate per l'intercalare piemontese, avete notato, lo lascio andare e basta, non faccio nulla. Gas flaring invece lo brucio. Ci sono queste torce che probabilmente avrete visto in diverse foto, sia nelle zattere in mezzo all'oceano che nei pozzi petroliferi, che torce di decine di metri che bruciano quantità di gas allucinanti. E questo perché si fa? Si fa perché il metano è un gas estremamente climalterante, estremamente pericoloso, addirittura 84 volte più della CO2. Quindi, Sì, poi dipende dal periodo in cui sta all'interno dell'atmosfera, no? Più sta all'interno dell'atmosfera, meno è climalterante rispetto alla CO2. in un periodo di 20 anni Sì. si stima che sia 84 volte più 84. pericoloso della CO2. Quindi quello che succede è, ovviamente per questione climatica eccetera eccetera, si incentiva a fare flaring, perché quando io brucio il metano trasformo CH4, che è metano, in acqua più CO2. E quindi io trasformo il metano in CO2 perché l'acqua va bene, non cambia nulla. Vapore acqua o CO2 di fatto. Vapore acqua e CO2, quindi la CO2 è molto meno climalterante e va bene. Però ci sono due fattori. Uno, non tutti riescono a fare flaring. Uno, perché magari non vogliono e non sono incentivati in nessun modo. Due, perché magari non c'è soltanto non sono soltanto le aziende produttrici di petrolio che hanno questo problema qua, ma un altro attore sono per esempio le discariche. Le discariche, che sono a volte anche gigantesche, producono una quantità di metano allucinante, che molto spesso non sono strutturati per raccogliere neanche. Cioè il gas metano, per esempio, se tu buchi per trivellare il petrolio, buchi in un punto e quello fa già da collettore, gli metti quella che si chiama una testa di pozzo e lo raccogli in un unico punto, più o meno, non sempre, ma per semplificare così. Con una discarica invece ti esce da tutte le parti, quindi devi costruire un impianto per raccoglierlo, e se tu hai questa discarica lontana dalla civilizzazione, cosa che nella maggior parte dei casi accade, è antieconomico. Quindi i fattori sono due: o c'è un discorso di sussidi, incentivi, che però abbiamo visto vanno bene finché ci sono, Certo. che quindi ti incentivano a fare flaring, ti incentivano a perlomeno a bruciarlo, oppure lo sparano nell'atmosfera. Bitcoin cosa fa? Abbiamo detto prima che è avido di energia a basso costo. Cioè se tu sei un miner, quello che vuoi è trovare una fonte di energia al più basso costo possibile. Cosa c'è di meglio di un'energia che non solo non costa, ma anzi è uno spreco di un altro processo industriale, quindi è addirittura un costo, perché costruire queste torce ti costa. E tu soprattutto in tanti posti nel mondo, se riesci a bruciarlo, e più metano riesci a bruciare, trasformarlo in CO2, più carbon credits ottieni, cioè i governi ti pagano per trasformare quel metano lì Danno degli incentivi, certo. in CO2 attraverso incentivi. Quindi quello che succede è che ad oggi il 20% del mining di Bitcoin è fatto attraverso questo tipo di fonti. Cioè Al 20% addirittura. il 20% è come si dice, carbon negative, cioè in realtà non so se sia tutto proveniente soltanto da questi tipi di impianti, comunque anche in altri impianti, questo era per dare un dato, il 20% è carbon negative, cioè ha un impatto positivo sulla quantità di CO2 che altrimenti... Perché riduce le potenziali emissioni climalteranti delle altre imprese, cioè di quelle che già comunque operano, per esempio, facendo estrazione di petrolio. Esattamente. Quindi in questo, per dare un dato, tu ci hai citato Upstream, Giga e altre, sì. Ad oggi ci sono 26 aziende nel mondo che fanno questo tipo di operazioni con il gas, che altrimenti verrebbe ventato o flerato. E questo è un mercato che sta crescendo e che crescerà inevitabilmente in una misura sproporzionata, ma semplicemente per il fatto che il petrolio continua ad essere una delle risorse energetiche più rilevanti sul nostro pianeta, e lo sarà ancora a lungo, nonostante si dica il contrario, per cui quel gas lì bisogna in qualche modo andarlo ad utilizzare, e il Bitcoin, come diceva prima Ricky, introduce un incentivo economico a farlo, cioè la gente fa soldi bruciando quel gas. Fino ad ora era un costo, adesso la gente ci fa dei soldi. E quindi, per darti un'indicazione, Upstream, che è una delle prime aziende che ha iniziato a fare questa cosa qua, è nata nel 2019.
Certo. Sono passati 5 è un anni. caso d'uso praticamente neonato. Neonato, Certo. e stiamo appena toccando la punta dell'iceberg di quello che può essere il mercato del riutilizzo dei gas naturali. E nonostante questo siamo già al 20% del Sì. paniere energetico di Bitcoin. Di Bitcoin, esatto, calcolando che circa il 50% deriva da fonti rinnovabili, un po' di più ormai, il 20% è carbon negative. Certo. Cioè ha un impatto positivo sulla E aumenterà questa E percentuale. aumenterà assolutamente, È perché destinata il mercato ad è aumentare. esageratamente grande, cioè tutte le aziende petrolifere hanno questo problema, tutte le discariche hanno questo problema. Ci sono quelle che lo risolvono, magari tipo, non so, se sei vicino a un centro urbano c'è il teleriscaldamento, metti il metano lì, ma altrimenti è un problema. I numeri, tra l'altro, quelli della Banca Mondiale stima che l'energia elettrica potenzialmente producibile dal gas, che invece però viene bruciata, e quindi l'energia elettrica che non viene di fatto prodotta a causa del gas flaring, sarebbe sufficiente ogni anno ad alimentare l'intera Africa subsahariana. Di conseguenza i volumi di un fenomeno come questo sono veramente molto 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 ampi. Riccardo, pensi che effettivamente un caso d'uso come quello di Bitcoin, magari non da solo, ma un caso d'uso come quello del mining di Bitcoin possa effettivamente diventare un giorno completamente carbon negative, proprio perché c'è, come dire, un mercato da aggredire molto ampio? Non lo penso, è una cosa che dicono con assoluta certezza quelli che sono alcuni dei maggiori esperti anche di questo tema specifico, quindi delle questioni ambientali. La narrativa sta cambiando. Noi qui in questo studio abbiamo cominciato tutti ad occuparci di Bitcoin ormai da tanti anni. Noi nel Bitcoin Italia Podcast abbiamo sempre martellato per cercare di contrastare questa narrativa Bitcoin inquina, che è quello che sentiamo Certo. comunemente sui giornali, ed è la cosa più semplice da dire, ma la narrativa sta cambiando. Escono dei paper scientifici sempre più accreditati che dimostrano il contrario, l'incentivo economico è troppo forte, quindi non è reversibile questa tendenza, e tutti sono interessati ad esplorare questa tecnologia che, ricordiamolo, è giovanissima, ha 15 anni di storia, è una tecnologia neonata. Quindi tutto quello che noi stiamo vedendo succedere oggi in Bitcoin è la punta dell'iceberg, lo diceva poc'anzi Giorgio, più del 50% del paniere energetico da cui Bitcoin si approvvigiona è proveniente da fonti rinnovabili. Questo lo rende di fatto già oggi l'industria più green al mondo. Certo. Non ci sono altre industrie che hanno questi numeri, quindi altro che Bitcoin inquina. L'automotive inquina, l'aeronautica inquina, la costruzione civile inquina, Bitcoin... Comparti militari, per fare un nome. I militari non ne parliamo. Bitcoin non solo si approvvigiona principalmente da fonti rinnovabili, ma va a ridurre le emissioni climalteranti di alcune delle aziende che sono più climalteranti al mondo. Quindi lo dico a quelli che partecipano ai Friday for Future, che sicuramente ci stanno ascoltando: studiate Bitcoin. Greta Thunberg, io spero che stia studiando Bitcoin, perché è uno strumento prezioso attraverso il quale noi creiamo e incentiviamo un mondo più sostenibile e attraverso il quale diamo corrente elettrica a tutti. Quindi il mining di Bitcoin può incentivare la transizione energetica. Lo sta già facendo mentre ci stiamo parlando. C'è un dato che, per argomentare quello che sta dicendo Riccardo, secondo me per tutti i partecipanti ai Fridays for Futures può essere interessante per capire la dimensione della cosa. C'è un impianto che è stato aperto da poco in Centrafrica, in una discarica, dove si va a ridurre la produzione di gas climalteranti. Ricordiamo che il metano è 84 Certo. volte la CO2,
come 113 impianti di estrazione della CO2, di raccoglimento della CO2. Non so se avete presente quegli ventoloni Sì, che sì, si sì, mettono chiaro. per il mondo per raccogliere Che sono la anche CO2. estremamente costosi, peraltro. Sono estremamente costosi. Un solo impianto in una discarica è 113 volte Più efficace. l'impianto più efficiente, più efficace dell'impianto più grosso di raccoglimento della CO2. Immaginatevi in 10 discariche abbiamo risolto. Fantastico, tanto controintuitivo quanto interessante e quanto potenzialmente efficace veramente per sperare in un futuro un po' più verde. Tutte queste dinamiche hanno portato in 15 anni di vita Bitcoin naturalmente a essere oggetto dell'attenzione anche di grandi investitori, di grandi fondi finanziari, della finanza tradizionale. I grandi nomi della finanza si stanno interessando, si sono interessati a Bitcoin, e questo sarà il tema della prossima puntata. L'appuntamento è per venerdì 15 novembre, mi raccomando, non mancate, noi restiamo qui.